Alla presenza delle autorità civili e militari del territorio, ieri è stata inaugurata a Nuoro, in via De Sannai, la nuova sede operativa della società La Vigilanza Lanuorese, che dal 1978 collabora con le istituzioni e le forze dell'ordine per accrescere i livelli di sicurezza delle imprese e dei cittadini. Un importante momento in cui si dà lustro a un'impresa importante non solo per il Nuorese ma per tutta la Sardegna, in cui si dà lustro anche a quella che è la sicurezza sussidiaria. C'è una forma di compartecipazione per la sicurezza che lo Stato favorisce proprio perché è una sicurezza integrata, è un aiuto a poter garantire al meglio la sicurezza del territorio. E abbiamo raggiunto anche l'UNIV che è presente qui oggi. Lei arriva direttamente da Roma per non solo un augurio ma per la presenza di questo ente che è vicino a tutti gli istituti di vigilanza nazionale. Sì, grazie per l'invito. Non poteva mancare l'UNIV, l'Unione Nazionale Imprese di Vigilanza, non poteva mancare a un evento così importante che è sicuramente segno di consolidamento, di crescita e di guardare al futuro. E quindi non possiamo che appunto augurare il meglio a questo importante istituto di vigilanza, la Nuorese. Ci siamo spostati nel cuore pulsante, la centrale operativa di questa nuova sede. Quali sono le novità, Presidente? Beh, intanto è una centrale operativa che risponde a tutte le caratteristiche dettate dalle norme internazionali. È una centrale operativa ad alto contenuto tecnologico sia in termini di hardware che di software, quindi consente di gestire una variegata gamma di sistemi di sicurezza presenti in tutta l'isola. Consente di comunicare soprattutto col personale operativo che opera nelle varie province attraverso dei sistemi di comunicazione radio digitale e quindi è una centrale operativa veramente importante e ad altissimo contenuto tecnologico.